Zatti, Veneto Stato, siamo un partito che vuole la completa indipendenza politica. Siamo diversi da qualsiasi altro movimento che si è visto in Veneto, perché noi non andiamo a Roma, non facciamo attività politica in Veneto, perché l'azione politica per fare una giustizia sociale e economica per la nostra economia si fa solamente qua in Veneto, non occorre assolutamente andare a Roma. Non siete la Lega? Non siamo la Lega appunto perché non andiamo a sederci nelle poltrone romane. Che rapporto avete? Non abbiamo rapporti. Noi siamo convinti che per trattenerci il 100% delle nostre risorse basta avere il consenso dei veneti, quindi non occorre avere una maggioranza nel Parlamento romano, a quello che vogliamo ottenere, cioè la completa indipendenza politica, diventare uno Stato. Politica fiscale. Uno Stato come la Slovenia, come l'Austria, come la Svizzera. Le tasse che pagate qua devono rimanere qua. E non solo, le abbassiamo, perché se ci teniamo tutto non occorre avere la pressione fiscale più alta al mondo. Vogliamo delle tasse al 20%, vogliamo un'IVA al 10%, non vogliamo tutta questa burocrazia, e questo lo possiamo fare solo se il Veneto diventa uno Stato indipendente, perché passare per Roma, riformare lo Stato italiano è impossibile, quindi non perdiamo tempo con l'autonomia, federalismi, devolutions e tutte quelle baggianate là che ci hanno fatto perdere un quarto di secolo. Noi lo possiamo ottenere, come è stato fatto in altri paesi europei, solo facendo azione politica qui in Veneto. Proposte iniziative nei prossimi tempi? Facciamo un referendum per l'indipendenza con monitoraggio internazionale, perché questo è un diritto di autodeterminazione che è precostituzionale. Quando lo fate? Appena abbiamo il consenso politico per farlo, se avessimo i numeri della Lega adesso si potrebbe già fare. Però realisticamente? Realisticamente non stiamo parlando di un periodo lungo, stiamo parlando di pochi anni. Tra l'altro non possiamo andare alle elezioni. Saremo presenti a tutte le elezioni perché siamo un partito, non siamo un movimento, con le rappresentanti istituzionali per farlo, chiederemo un monitoraggio internazionale per questo referendum.